Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso, un mercato di campagna amica. Cosa significa, cosa rappresenta questa iniziativa? Questa iniziativa fa parte di un tassello, di un progetto economico e sociale che Coldiretti ha messo in campo già da parecchi anni e che comunque si sta concretizzando nella piazza importante di Treviso, che vuol dire in sostanza portare l'agricoltura in città, dare la possibilità a quei cittadini che non possono fare la spesa nelle nostre aziende agricole di trovare prodotti genuini, prodotti che arrivano al territorio, ma soprattutto vuol dire avere di fronte al bancone chi produce effettivamente il territorio, non l'inganno che sta dietro alla confezione di un marchio noto, di una multinazionale, ma il produttore che produce è anche quello che vende il prodotto. È un concetto che voi ribadite con maggior forza proprio in questo periodo in cui sono emerse anche nelle cronache nazionali diversi casi, dalla carne all'olio al latte, che vi vedono impegnati come Coldiretti anche proprio in prima linea e come Coldiretti Treviso in modo particolare in questi giorni. Insomma, un tema appunto quello della genuinità dei prodotti, delle contraffazioni, dei prodotti del falso Made in Italy, che è sempre più d'attualità. Il falso Made in Italy è un fenomeno che ormai ha superato i 70 miliardi di euro. In questo momento noi stiamo combattendo una multinazionale francese che si è acquisita marchi importanti italiani, sto parlando appunto della Lactalis, che è l'holding che controlla appunto la Parmalat, la Galbani e molti altri marchi che noi conosciamo e conosciamo per la pubblicità che si faceva una volta nel territorio. Questa multinazionale vuole imporre il prezzo alla produzione del latte, indicizzandolo a un prezzo di un latte che viene dal resto del mondo. Naturalmente con sistemi di produzione assolutamente diversi, dentro ci troviamo latte che proviene da Lituania, latte che proviene da paesi del nord Europa, e io ci tengo a sottolineare che il sistema di produzione italiano, se il latte ha un costo di produzione più alto, è perché naturalmente i nostri allevatori hanno dei costi più alti, perché la garanzia del prodotto viene analizzato una volta ogni 3 giorni, c'è un'analisi, appunto viene controllato il prodotto, si può bere direttamente, infatti noi abbiamo anche il distributore alle stalle del latte fresco, e negli altri paesi si fanno per regolamento i controlli una volta ogni 3 anni su base volontaria, perciò si capisce subito che tipo di latte è, ma soprattutto possono mettere all'interno di quelle confezioni latte in polvere. Questo non va assolutamente bene, perché noi vogliamo la chiarezza e la trasparenza. Non vogliamo acquistare un prodotto che abbia un marchio italiano, che abbia una nomea che richiami il consumatore e dentro c'è schifezza in pratica. Questo non garantisce il consumatore, ma soprattutto fa sì che si chiuda una stalla. Questo che abbiamo qui attorno a noi, Presidente, può essere una risposta a questo problema? Questo è un segnale, questo è un segnale perché naturalmente non si risolvono i problemi dell'agricoltura con questi mercati, si risolvono i problemi di quello che è l'opinione pubblica. Vogliamo comunicare alla gente che attraverso questi mercati, attraverso il sistema Coldiretti, attraverso il sistema della campagna amica, noi riusciamo a intercettare il consumatore e a comunicare al consumatore di stare attento, guardare l'etichetta, guardare cosa c'è scritto, perché la trasparenza è quello che ci dà la fiducia in Coldiretti, ma soprattutto il consumatore non viene imbrogliato, perché noi stanno a cuore gli interessi degli agricoltori, ma stanno a cuore anche gli interessi dei cittadini. E finora la risposta dei consumatori qui a Santa Maria del Rovere pare buona. In molti chiedono che questa iniziativa diventi stabile, duri, continui nel tempo. Assolutamente sì, non solo a Santa Maria ma anche negli altri mercati. Come ho detto, stiamo ritirando i nostri gazebo di campagna amica da molti mercati, dove alcune amministrazioni comunali hanno aperto sì i mercati, ma non in esclusiva. Questi produttori di campagna amica, i nostri produttori, devono sottoscrivere un disciplinare severo che garantiscono esclusivamente i prodotti delle loro aziende. Qui non è ammesso acquistare prodotti che arrivano da altre parti, ma non si possono neanche trovare né ananas, né banane, né quant'altro che non proviene proprio dal nostro territorio. In altri mercati invece si tende a mescolare tutto quello che è un po' l'origine dei prodotti. Perciò campagna amica vuol dire garanzia e sicurezza.
Spicca.